dovrei essere riuscito ad entrare su Discord. Ok, allora così ho accontentato tutti. Siamo tutti carini, tutti simpatici. Ok, si può giocare. Allora, vediamo un po'. Intanto oggi sono riuscito a prendere il pass premium. Mettiamo una partitina veloce. Tokyo. You have to stop them from securing the mission area. Allora, Only 60 andiamo così. seconds left. You need to stop that vehicle in its tracks. Down to 30 seconds. Weapons keep getting better, but it's still the person behind them that matters most. I am Groot! The final 10 seconds. Much better. Io sono nuovo. Non so che stavate combinando. We'll have to keep fighting until we have a winner. We're done here! Attimo. No, brutto. War's not over, Steve. You can't stand down yet. Ah, sembra che stia andando bene. Vediamo OBS se gliela fa. Better stop that vehicle. No, ok, non sta perdendo niente, ok. Allora, riproviamoci. It's now or Tutta never. la tua cam sta glitchando. No, la cam sta dando problemi per il filtro. Purtroppo l'unico modo per giocare a Marvel è averla così. Sono OBS ma non mi Only senti. 60 seconds left. Aspetta un attimo. Ok, stasera è una di quelle sere? Senti, parla un attimo. Hold still. I'm trying to help. Vince Zozzo. Ok, adesso sì. Adesso sì. Ok, adesso mi senti. That's what I Ok. needed. Perfetto. No, è la serata dei problemi questi. Non ti preoccupare, tutto a posto. Ok. Vai tranquillo. Dopo resetto pure la cam per sicurezza. Sì, che si sta attivando e disattivando e fa tipo delle immagini strane. La Sì, sto cam. vedendo anche io su OBS. Sì, perfetto. Sono proprio. Almeno È tutti una qua di li quelle passiamo sere. prima. Groot non muore. E Groot non muore. Setti, Groot. È morto Groot. Groot in cone. Basta fare il nome di Setti e le cose si aggiustano. Sì, Mantis è morto. Clear, you're still worthy, Thor. You'll have to Mouse, perché rallenti all'improvviso? Mouse. Mouse, che sta succedendo a questo computer stasera? Setti, ci sono problemi, Setti. C'ho il mouse che mi è andato all'improvviso da 10 a un per. big win. Non bene. No, non bene. Io mi cambio porta USB, mi stacco anche la camera. Meno male che ho detto andiamo in live e vediamo che guaio può succedere. Hai visto? Sta succedendo tutto. Allora, il mouse mouseggia. Il mouse mouseggia, è già questa. Ok, è una cosa buona. Partiamo e riattiviamo qui. Ok, il mouse è tornato consono. La webcamera sembra essere tornata consona, Speriamo. ma io credo anche di no perché sta proprio glitchando. Ancora. Non capisco se è un'opzione di OBS o è la cam che sta partendo. Mm, non saprei darti una risposta, però spero che sia OBS. È sempre You'll need a colpa di top-notch OBS. team to win this one. Allora, chi prendiamo stavolta?
Prendiamo Capitan America, dai. Capital Americas. Sì, ho provato ieri sera ed è stato molto simpatico. Bello lo stile self-shading, cartoonosissimo. Sì, ci sono anche i personaggi femminili fatti come personaggi femminili, visto che sono ispirati dai fumetti da cui appartengono. E stranamente sono fatti bene, pensa un po'. Oh no, di nuovo Bene. il mouse. Sì. No, sta cosa del mouse non è affatto normale. 30 seconds before you attack. Get ready. Allora, aspetta. No, non posso giocare. Non capisco perché lo stia facendo, sinceramente. Come così. Come se all'improvviso gli finisce completamente 4, tutta la benzina, Perde si tutto. scarica. 1. Sì, Boh. Cosa strana. ma nell'ultima mezz'oretta lo sta facendo. Cioè, io da oggi sto lavorando al PC, niente, non l'ha mai fatto. Giustamente quando lo fa, setti. Quando devi streamare, è ovvio. Ma quella è giustissimo, quella è la base. Se no, Tu quando firmo contratto con OBS, con Twitch e tutta la compagnia appresso, è nella base sta cosa. Allora ragazzi, scusatemi, è colpa del mouse. Stanno entrando di qua. Dai che ti ho preso, dai. Luca. È proprio Overwatch, però Sì, fatto sì, meglio, sì, mi sì. sembra. Io Overwatch pure l'ho provato, giocato un po', poi due coglioni. Questo tenerlo sotto e ogni tanto ti ci fai la partitina anche con gli amici. Ci sta divertendo. Mm. Jeff, per via. Jeff, per Lo piacere. scollino. Jeff, per piacere. Taglia. Le ho prese da ogni punto possibile. Ma... Vabbè, capita. Allora, vai capitano, vai. Aspetta, non vedo la chat. Oi, che com'è? Buonasera. Oggi pazienza, non tenevo la chat annanzi, quindi non vedevo il tuo messaggio. Aspetta, senti, che qua c'è un casino, c'è il bimbo ragno, aspetta. il bimbo ragno lo vedo. Bimbo ragno rompe coglio... Fermati. Sai che sta Sparso. facendo? È diventato un È riccio di mare partito di nuovo il praticamente. mouse, è partito. And the master leader must be protected. Nel momento peggiore, tra l'altro. Ma perché io non posso fare una partita tranquillo come tutti i cristiani al mondo che stanno giocando in questo momento? Ma fanculo. The vehicle reached the checkpoint. Fatto una kill non so come, lascia fare, lascia fare. No. Ragazzi, un po' di bontà, c'ho tutto bloccato. Mouse, perché stai facendo questo? Perché devo diventare volgare in live? Non vorrei, capisci, Setti? Aia. Sto cadendo dalla sedia. Aia, ho tirato ora. No, Setti, non cade Ho pure tu, sbattuto per il ginocchio. piacere. Già la vedo difficile. Questa sarà una live di Omori molto difficile con tutti questi presupposti qua, Già. Buonasera. Buonasera. Oi, bonsoir. Ciao. Salve, sto tentando di giocare. Noi oggi abbiamo giocato insieme oggi pomeriggio. Ti trovi? Sì. Sì. Ti ho detto per caso che avevo problemi col mouse o cose varie. No. Gioco, all'improvviso il mouse da 10 scende a 1 di velocità e non vuole sapere di restare in quel modo là. Ti si sono sballati di fiato, raga. ma Sì, si ma lo spara sta mentre facendo lo usa. davvero a modo suo.
Anche cambiandogli stesso dal mouse. E sto riuscendo a fare kill. Non so come. Ma vabbè, ok. L'importante è quello. Hai un tasto che ti cambia di DPI sul mouse? No. Ce ne ho due ma sono in alto e non li premo quando... No, chiaramente non era quello il senso della domanda. È che non è che probabile si sia andato a farsi benedire il tasto? Cioè nel senso che... No, perché se anche provo a farlo risalire, resta sempre allo stesso modo. Io ma per sicurezza... Perché è il programma del PC del mouse. Hai un programma allora- del PC? Può Sì. darsi, era la seconda opzione. Sì. Provo a Può darsi che chiuderlo? è quello. Sì, prova a Aspetta. chiuderlo e riaprirlo. Eh, Se è dov'è? Logitech probabilmente è per quello. No, è l'IQ. Io per esempio ce l'ho e ho i DPI modificati per ogni gioco. C'ho il setup per Marvel Rivals. Niente, anche chiudendolo, anche chiudendo il programma, continua a dare l'errore. Che strano. Pure ho provato varie porte USB, quindi non saprei. Magari è il cavo. Non vorrei fosse già quello. Quanto è vecchio questo mouse? L'ho preso neanche un anno fa, ragazzi. Cioè, è allora- proprio un verginello. Ne ha di cliccate da fare lui. Un peccato però. No, ma sarà qualcosa di Windows, perché se non mi sbaglio si è fatto un aggiornamento oggi. Sì, Windows Allora Update può l'ho essere. fatto io adesso. Anch'io, spero che non mi dia problemi al mouse perché... Quindi mo non vorrei perché Ecco, magari avvisami che pure... mi serve mezza partita per girarmi di 20 gradi. Bellissimo. Molto bello. Vabbè. Ah, se mi si toccano i DPI io impazzisco. Non Ragazzi, farò eccomi. l'aggiornamento. Eccomi. Anche. Allora, E questi sono anche uno degli ultimi aggiornamenti di Windows 10. Almeno Ah, io ho ma- ancora Windows 10. Ok, no, io ho l'11, ok, quindi forse magari a me si Tu sa. Vincenzo c'hai il 10 o l'11? 11. Ah, ok. Allora, Jeff. sono sempre accorto. Ciao Jeff. Ma il mio computer non lo legge, non lo regge Windows 11, quindi... Una partita Lascia, molto io- difficile. Più che altro me lo sono già trovato installato sopra perché questo è un portatile da gaming. Quindi, Sì. No, il mio è un fisso di 10 anni fa, quindi... vabbè, lascia Muori stare. Loki, muori Loki. Tacci tua Loki. Loki non muore. Ma non si può giocare così, porca la miseria. Ti stava partendo. Anche perché ho finito di lavorare da poco e il mouse andava perfettamente. Cioè, ho detto ne approfitto, faccio una partitina a Marvel e ti blocchi proprio mentre voglio giocare. Ma allora, Tu giochi a Marvel Rivals sullo stesso computer del lavoro? Cioè tu sul tuo PC Sì. personale per lavorare? quello è al momento. Quindi, diciamo, allora la base è stiamo. suddivisa. Capì? Allora, provo ad uscire un attimo e a capire la situazione. Vada. Vediamo un po'. Facciamo che... Devo fare qualcosa di... Oggi su Dragon Ball Legends sono uscite i nuovi personaggi, è uscito Goku Super Saiyan 3. Importantissima notizia da comunicare. Vabbè, magari chi segue Vabbè. con Wesker gioca a Io legge. e non lo basta. Ok. Sei rimasto solo tu a giocare a Dragon Ball, effettivamente, di quelli che conosco. Che tutti quanti Io lo gioco a stanno pian Dokkan piano... più che a Legend. Legend non mi piace tanto, preferisco Ma co- Dokkan. come Sì, o è Gianmarco. Dokkan o è Legends. A me non piace a me non piace Dokkan, per esempio, Allora, quindi... no, Ci facciamo sta, così. ci sta. Vado a prendere un attimo la batteria del pad, almeno riesco a giocare con quello, almeno arginiamo un pochino la cosa. Ma sì, tanto si trovano comunque quelli console e quelli PC nelle partite standard. Quindi sti Ah, cazzi. davvero? Hanno fatto proprio il cross-platform completo? Sì, nelle partite normali sì, cioè tu lo puoi Nelle disattivare classificate normalmente. no. Nelle classificate no, tu puoi giocare solo con chi Con è quelli... da Ok. console oppure chi è da PC.
non so per quale motivo, ma penso che sia per via dei tornei, l'hanno fatto anche con le fazioni, cioè i club sostanzialmente, non le gilde come le Ah, vogliamo ok. Eccoci. Perché Allora, tu sostanzialmente con la gilda, con la fazione in questo caso, con le persone che stanno all'interno, tu puoi iscriverti ai tornei dentro al gioco, cioè quindi tu non devi appoggiarti a qualche sito strano come gli altri, Ok. tipo Valorant, no, Valorant tu ti devi iscrivere nei siti strani, cose, devi fare tanti passaggi. Qua no, qua stanno dei tornei interni che cominciano un po' come Rocket League, ecco, soltanto che qua sono seri, sono tornei seri, e quindi tu ti iscrivi con la fazione direttamente e le fazioni devono essere solo PC o solo console. È strano. Eh sì, è strano, però è una scelta giusta fin quando tu la fazione me la fai funzionare in questo modo e non come mero gruppo, ecco, basta. Cioè, Sì. il titolino davanti al nome. No, qua funzionano, hanno una funzione che ti fanno usare, te la fanno usare proprio per fare tornei. vediamo così. Ottimo. Signor Allora. Vincenzo, ma dalla sua piccola webcam mi sembra che ci sia una discoteca. Sì, 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 infatti. io ho le luci, quelle là frontali, che mi rilassano molto. Madonna, io sarei morto con tutte queste luci. No, non so, mi rilassano soprattutto mentre gioco. Queste poi vanno un pochino a tempo con la musica pure, quindi se il mouse lo Oddio, consentirebbe. cosa è successo qua? Hanno fatto il boom di iscrizioni. Va benissimo. Quando è che è il TGA? Ah, ma è tra pochissimo Domani sera, No, domani sera dopo la la mezzanotte. sera tra il 12 e il 13. Quindi non oggi, domani. Si è anticipato di un giorno. Minchia. Si fanno sempre tardi. Prendono l'orario americano. Quindi qua, quando Sì, sono le sì, 2 da noi, qua là sono le 8. Quindi è probabile che lo facciano lo verso so. quelle ore. Dall'1:30 Ho un fino amico alle americano che mi 5 chiama una dovrebbe decina di durare. volte. Madonna. Sì, perché per lui sono alle 10 di sera, mi chiama. Ok, Stavo dovrebbe essere dormendo. andato. Vediamo che riusciamo almeno a farne una col pad. Se attende, Poi vedo di arriva capire un sta treno. cosa. Vai, vai. Sto Perché giusto facendo una cosa, proprio sistemando una cosina proprio al volo a volo, che ho visto che mi sono arrivate delle notifiche da YouTube, che mi avevano lasciato dei commentini, stavo rispondendo un secondo. Se riesco a trovare qualche soluzione nel frattempo. Ok, ci sono. Fammi andare in eroi. Allora, mentre tu appena entri e sei libero, invitami pure. Io provo a vedere sta Sì. cosa se mi funziona. Perfetto, io mo ti invito su. Anche impostando in Windows valori più alti, il mouse non va. Sì. Mm. Secondo me dopo Allora. ti conviene fare un bel riavvio del computer. No, difatti mo facciamo una partita e ne approfitto che Gianmarco comunque... Ok, no, ancora deve partire, quindi forse riusciamo a farne anche più di una. Anche perché effettivamente io ho riavviato poco prima di avviare la live qua, proprio per farlo partire pulito. E qualcosina col mouse non sarà andato a buon fine. You'll need a top-notch team to Allora, proviamo il Capitan America col pad. Will never die. Anche se... Mm. Oh, quello ho aspettato fino all'ultimo che te lo togliessi, eh. Asgard has been invaded yet again. If we don't stand up for what's right, who will? Carmine, mi senti?
Partito Discord adesso. Before you attack. Get Ma ready. perché ogni live deve sembrare una barzelletta ogni singola volta? Perché? Ma perché? Perché? Ragazzi, salve. Poi là, salve. No, ogni tanto Discord fa sti giochetti e mi muta, non mi fa sentire quello che... Non lo so. C'ho il computer che mi autosabota da solo. Si auto. 3, Sì. 2, 1. No, comunque ti dicevo, sì, l'ho visto. Più che altro non mi ci sono voluto tanto applicare. Ho visto che lo voleva e gliel'ho lasciato. Tanto. Io volevo Ah, solo ok. provarci la skin, che è il mio main, quindi uno dei miei due main. Ho detto, vabbè, tanto posso provare pure dopo. Ok, lui se n'è andato. Non è competitive, è una normale. Proprio chill. Il meme del ragazzo chill, ecco. Oh no. Lo so. Sì, chillissimo, soprattutto se c'è il falco con le frecce qua. Presa. Tu sei... Ok, tu sei... No. We're being targeted. Oh no, pugnetto, pugnetto. Pugnetto. Ucciso pugnetto. Signorina, venghi qui, signorina. Dove vai? Dove vai? Non vi Vieni qua. allontanate troppo, ragazzi. No, vieni qua. Aspetta, Non c'è bisogno. fatto. Non arrivare fino a là, non c'è bisogno. Siamoci, Ok, vedi? fatto un po' di pulizia. No. No, più che altro perché sennò è carico. Eccolo. C'è Iron Iron Giovanni. Iron Giovanni. Bene. Oh. C'è un Jeff. Io sono più bello. Prego. Prossima zona. Adesso funziona con il controller. Sì, col controller tutto bene, però stavo pure cercando di esercitarmi mouse e tastiera. Quello che stasera il mouse, ora anda un attimino in sciopero. Sì, suca. No, aspetta, non avevo finito il resto. Ok, vai. Puoi andare a picchiare gente. Bravissimo, così, bravissimo, così vai benissimo, guarda. Almeno sono riuscito a togliergli un bel po' di energia. Io dovrei rimettere la chat a schermo. No, sono morto. Vabbè, può capitare. Dai, che ce la facciamo, dai. 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 Catch. Coming through. Aglia. È il femminile di Aglio. Comunque Aglia. Aglia. No, c'era un po' di tutto là in mezzo, quindi capì? No, c'è Torri incazzuto. C'è Jeff che mi mangia. Prego. Come bagacci di Rex. Ragazzi, qualcun altro? Ok. Ucciso Thor e... Un po' di cure. Ero l'unico sappo Ok, aspetta, le ho che- prese. Se aspetti... Ok, sono respawnato. Se aspetti, arrivo di nuovo. Ok, sto riuscendo a Ho dovuto recuperarla un po'. Ho dovuto fare un po' il... Vai, vendicatori, unitevi. Con questa cosa che si distruggono le mani. Fantastico. Sì, anche perché riesci a fare un bel po' di cosine tattiche in alcuni momenti. Thor, perché Ah, fai più che questo, altro Thor? ti togli tu de velo per mettere pure nella testa loro, ti togli tutto quello sbatti che ogni tot tipo devi reworkare le mappe perché magari qualche spot è abusato e cose. Invece qua no, cioè se uno spot è abusato molto probabilmente sarà un pezzo di mappa distruttibile e tu quindi lo distruggi e Tanto poi si toglie e via. Esatto, e quindi GG ve la trovate. Vai. Io sono sul carro, mi scudo dal carro. Ok, io ho preso un po' di colpi. State attento dietro che c'è Venom, stai attento dietro che c'è Venom. Oh, Ce l'hai proprio dov'è? dietro le spalle. Vieni qua. C'è anche... Oh!
Che ripensaci anche come sto operando. Vai, vai, va bene, va bene. Dove vai? Vieni qua. Sei scappato, codardo. Porco Giuda. Lei non ce l'ha il Jobs. I'm ready to put Oh Sì, sì, sì. sì, è morto Venom. No, comunque no, non ce l'ho. Ship shape and Poi adesso ne sto approfittando mentre arriva a mano di scrivere un video. Ah, le botte. Tante botte. Siamo tutti videomaker qua dentro. Ho fatto l'editor per 4 anni ormai. Madonna. Mhm. Bello, bello, no, io non ho molta esperienza adesso. Bello proprio no. Simpatico. Simpatica, lo diciamo così. Simpatico. Sì, simpatico è meglio. Bello? Dipende con chi hai a che fare. secondo me. Aglia, aglia. Vero. today we Per poco non prendevo l'omino di latta. so close. This is your big chance. Dietro, dietro, sono tutti dietro perché me li sono mangiati. Ok, ok, siamo arrivati, siamo arrivati. Ok, parcheggio perfetto. Jeff è troppo forte. A posto, va benissimo. Sì, riusciamo anche a farcene un altro. Guardalo il cucciolo di Jeff, guardalo. Dovrebbero nerfarmi sia come DPS che come supporto. Però non c'è una patch che fa questa. Vediamo un po' cosa fare. Palazzo Ciao, ciao. Reale. Lascia capitato. Capita. 209, attenzione. 209. Pick your hero. Or Stavolta me la one. fate I'm usare. not judging. Allora, stavolta prendiamo... Vai, prendiamo noi l'uomo di latta. Anche se visto che c'è... Ah, Iron Man. Iron Man. A questo punto, Guarda, meglio la combo. Guarda, se quei due che sono rimasti si pigliano un tank e un supporto, siamo a cavallo. Perché comunque 3 DPS con 2 support e un tank si può ancora fare. Però se siamo 4, allora io magari ci faccio supporto. Perché non mi fido. A me almeno c'è la combo. Che il bozzolo aiuta un bel po'. Ci sono ancora i No, due dipende, indecisi. Dipende però. Dipende, se hai Adam, tu hai Mantis ottiene il tuo stesso effetto. Ma per averlo avete bisogno entrambi di Dai. lavoro. Ragazzi, decidetevi. Allora, c'è un punitore. Male, e questo già è malissimo. Someone's gotta guard the galaxy. Might as well be me. The battle starts in 5, Mm, L'altro non scegli. 3, 2, proviamo con questo. Al limite vediamo se cambiare oppure no. Che ti stai cambiando? Ah, No, no, stavo pensando. Però mo voglio vedere un attimo come gira con col no, team ma così. un tank si deve avere, aspetta. No, ma un tank si deve avere senza non posso usare. Aspetta che me la metto. It's someone called Dr. La volevo fare una DPS, ma qua stanno i... Ecco, infatti, Ok, l'altro eccoli. ritardo... C'è un scusami, Groot. l'altro ritardo ha preso un altro DPS, quindi immagina la situazione. Vabbè, sto arrivando. Ok, ok, noi stiamo riuscendo a prendere il punto. Va benissimo. Con Penny posto così. Parker. Aglia. Penny Parker laggava un pochino in maniera anomala, Ah, va bene, va benissimo, noi accettiamo il lag. Questo è Se il sia un danno. baro gli devo augurare un po' di cacarella, perché così, capì? Control lost. No, che control lost, per piacere. Aspetta un attimo, stiamo tornando. Cazzo di procione volante. Rocket si chiama, vero? Sì. Rocchetto Raccoon. Capito? Con Magic addosso. Ok.
Non credo di aver visto mezzo film della Marvel di tutti i personaggi che ci sono qua. Effettivamente. Aglia, aglia. Ho ucciso il bambo. Chi cazzo è il bambo, con tutto il rispetto? No, Abbiamo non lo buttato conosco. giù un po' di Bumblebee. gente, ma è un po' difficile. We'll see. I was looking for one of these. Chin up. Ok, grazie. Magic, Magic, vai giù. Di Magic dovete avere paura. Magic the Gathering. Noi la usavamo molto in Captured more than half of the mission area. Keep going. il gioco che abbiamo fatto io e Gianmarco l'anno scorso, Midnight Suns, ed è fortissimo come personaggio. Ma lei è forte a livello di loro. Ma l'hanno nerfata giustamente, perché se no avrebbe fatto il devasto. Facevamo dei deck con lei, madonna mia. Sì. No, Ah, Marvel Snap. no, 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 muori, muori, No, no, muori. mid me ne sa, me ne sa. Ah. Se non l'avete provato e vi piacciono i giochi strategici, vi divertirete Snap è un quello bel sul po'. cellulare. Oh no! No. Invece questo qua era proprio un gioco su console. Ok. Usually you have to lead a target. Oh oh, mi ha mangiato Jeff. Dai, dai. Vabbè, sono morto. Aspetta, provo a Ah, tornare. siamo morti, perfetto. Eh sì, hanno fatto brutta botta, sì. C'è No, più te l'ho nessuno là. detto, il problema è che il problema è che abbiamo un supporto, quindi quando muore la Aglia! signorina Mantis, No, giocata malissimo. stiamo tutti fregati. No, ma no, guarda, possiamo fare pure miracoli, ma sta partita sarà molto difficile da vincere. Te lo dico sinceramente. Ma che stai dicendo? Aspetta, sto arrivando. Fermi, fermi. Fino alla fine. Sono al 60%. Noi stiamo al 93%. Che facciamo? Gettiamo la spugna. Ma non esiste proprio. Ma tu sei un folle, ma tu sei un depravato, sei. Ma come ti permetti? Scusa, non parlo più, mamma mia. Ma che sono queste parole di sconfitta? Ma io non ho capito. Ma no. Vabbè, fammi andare con Bellingham. You never stood a chance. Dai che forse recupera... Forse, Forse. 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 Ok. Allora, noi abbiamo Però messo il aspetta, forse. Però aspetta. Se tu 91. fai tank, io mo questa qua vabbè. You've still got a chance. Questa qua mo chiudasse fa fottere la partita e vabbè. Questo Io lo sto tratto, arrivando il più possibile. No, vabbè, però se tu mo ti metti tank e ti lasci tank il prossimo round, mi metti io supporto e bene o male dovremmo apparare. Ho eliminato qualcuno, non so come. Va benissimo. That's the boost I needed. Cioè, noi ci abbiamo uno Spider-Man. No, no. 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 Sa che è persa. No. Vabbè, sì. Il round sì. Assolutamente. Ma ci abbiamo Ma una non la partita- guerra. in Non la 5, guerra. Siamo in 5. Guardate le statistiche dello Spider-Man, con tutto rispetto, però. Mamma mia. The absolute Vabbè, capito, vabbè, ci tutti sento, impareranno a giocare col tempo. In questo caso No, ma a lui infatti ci non gliene vorrà sto un pochino in facendo, più. non gliene sto facendo. Poi sei andato a scegliere pure il personaggio più difficile. Io sono stato avvantaggiato perché me lo sono studiato nell'alfa, me lo sono fatto mio, e vabbè. Però sì, chiaramente. Ma sappiamo che è tutta Io non colpa di riesco ad te. utilizzarlo. eh, No, non ma riesco io ad non lo vo- utilizzarlo proprio. io non lo volevo dire. No, sto scherzando. Lo Allora, sappiamo che allora, è tutto colpa do- di Vincenzo. allora, è inutile che fai il pesce e ti nascondi. Guarda che ti vedo, eh. Sì, sì, è inutile che Oh. scappi, ti vedo a te. Sì, 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 vai, vai, scappa, scappa. Sei un pesce codardo. Non è vero. Got it? Pesciatori, unitevi. Andiamo. Pesciatori, non pescatori. È perché lui è il nostro capo ed è un pesce, quindi pesciatori. Lui dà il nome alla squadra, capi? Our enemies are here. Ok. This is natural aim. Allora, questa qua... C'è qualcuno che mi cura, allora vado tranquillo. Sì, dove sei? Ah, sì, sì, sì. Qua dietro. Solo che col pad scatta all'improvviso, Capitan America. Scusate, io ho una domanda. No, Forse no, mi prego. prendete insulti, però
Qual è la differenza tra questo gioco e Concord? Cioè, perché Concord è morto così tanto e invece questo qui no? Allora, ti spiego. Concord è stato un po', passami il termine, è stato un po' walkout, perché è stato un po' contaminato dal walk e quindi non ha avuto una bella ricezione dal pubblico. Questa è stata proprio la prima cosa. E poi c'è anche da dire che era un gioco generico, che non aveva nessuna, un po' generico, non aveva nessun elemento di spicco che Esatto. poteva portare all'acquisto del gioco. Però più è principalmente esatto, sì, esatto. Però principalmente il fatto che il gioco comunque non fosse diciamo fosse contaminato dalla politica, dal walk, tutto quello che sta girando Tutte quelle stronzate, diamo il loro giusto Esatto, nome alle cose. per Tutte quelle questo è stronzate. stato troncato. Invece tu qua, gli sviluppatori di NetEasy che sono stati più onesti, cioè la prima cosa che hanno fatto sono stati onesti intellettualmente, perché loro che ti hanno fatto? Hanno messo un sacco di feature belle per i giocatori degli shooter di questo tipo, che comunque ti hanno portato a dire cavolo, io mo lo scarico, ma è free to play, al massimo me lo disinstallo. La cosa più banale è che hanno messo il pass battaglia, te lo dico proprio, hanno messo il pass battaglia a 5 euro invece che a 10 e a 10 euro invece hanno messo il pass, diciamo, premium, ok? Che sarebbe quello lì dove tu ti compri il pass più 8 livelli. Infatti quello tipo supporto che sta intorno ai 20 euro. Sì. Esatto. Ok. Poi hanno messo un po' come il Divers e Halo Infinite, hanno fatto in modo che tu potessi tipo io mo ho acquistato il pass della Season 0, metti caso che domani nella peggiore delle ipotesi vado in coma e non posso giocare per un anno, ok? In un gioco normale i pass scadono, quindi hanno scadenza. Invece qui no, nel momento in cui tu lo acquisti, loro te la giocano con la lore di Galactica che torna in due temi diversi. Però tu, grazie a un sistema che hanno inserito loro, tu puoi sostanzialmente continuare a usufruire del pass che hai acquistato anche quando la season in corso è diversa da quella del pass che hai già acquistato. Quindi tu sostanzialmente non c'è la pratica della FOMO in questo gioco. La fear of missing out. Bravissimo. Esatto. Ma E cosa poi- sei stato tentato, Francesco? Scusami. Cosa? No, è arrivato un messaggio in chat. Ah, ok. To the mission E area. quindi questa è una delle tante cose, insomma. Poi appunto il fatto che il gioco è in terza persona, quindi tu quando ti compri le skin le vedi su personaggi, no? Come magari Overwatch, che diciamo vedi soltanto l'arma. Poi sono tutta una serie, poi vabbè, i personaggi Marvel chiaramente attirano una fetta di utenza. Sono tutta una serie di cose, tutta una serie di piccolezze che hanno fatto in modo che Marvel Rivals avesse il successo che ha avuto oggi. E senza contare poi che comunque non è contaminato, cioè non ci sono, i personaggi rispecchiano le lore del gioco, cioè dei fumetti. Non è contaminato politicamente, non ci sono aggiunte fatte per tipo, non c'è la mano di Baby Link per dirtene una. È fatto per divertirsi, non è fatto per lanciare nessun tipo di messaggio politico, un po' come era Concord, che aveva appunto personaggi LGBTQ+, che amore di cioè, non danno fastidio, però se ce li metti forzatamente è chiaro che Hanno cagato il fanno cazzo. tuo, capito? Hanno cagato il cazzo. L'unica cosa è metterli Hanno cagato. forzatamente, capito? Cioè, dove... Esatto, tu li puoi anche mettere, per l'amor di Dio, però Dice hanno rotto i coglioni. Hanno un rotto po' i coglioni. un po' come hanno fatto anche su Dragon Age Velgard, no? No, dai, che già sta. No, aspetti, prego, non fare quel nome. Già ne stanno succedendo di tutti i colori qua stasera. Ci manca solo che nominiamo quello, poi siamo a posto. Usa DA e non lo nominare per piacere. Ok, DA. Ok. Non so se l'hai visto. Io non capisco, sì, ma io non capisco una cosa in generale nelle opere, ok? Se una persona è trans, ok, lo devi per forza dichiarare perché lo devi chiamare per nome. E sta cosa qua non lo sto dicendo perché mi dà fastidio, ma è semplicemente una cosa che non capisco molto bene. E la cosa che se un personaggio è trans mi sta benissimo, non me ne frega un cazzo, come non me ne frega un cazzo se un personaggio è maschio o femmina. La cosa che non capisco è il voler per forza dichiarare che un personaggio è di un'altra sessualità. Cioè, nel senso, se a Capitan America in questo gioco gli piace il cazzo, ok? Cioè,
a me non me ne frega niente, come non Ma me ne non frega un capito. cazzo che sia etero. Ma quindi neanche a perché noi tutti. specificarlo? Perché specificarlo? Perché per loro è più Invece- importante far vedere che viene detto per normalizzarlo. Quindi non conta È poi che il importante messaggio sia l'inclusività. vuoto sotto, basta che lo dici. E non è così che dovrebbe funzionare. La normalità Quindi, è quando non viene dichiarato e tu lo prendi come, non tanto come presupposto, ma dici, ok, non me ne frega, capito? no, no, è per loro invece un attimino il senso opposto. Cioè, io te lo devo mettere nel gioco perché tu devi capire che questa cosa è importante. Quindi deve essere così. Non è che viene spiegato. Se a me, ad esempio, adesso appare qui in Marvel un documento che dice: Guardate, Capitan America è diventato gay perché è una. Per motivo X, spiegato per bene, argomentato a modo. Ma dov'è il Ci problema? sta, Se ma magari compro un gioco non per lottare i draghi nel Medioevo e mi sento dire, oltre al fatto che il gioco graficamente, a livello di uso dei personaggi e quant'altro, a me mi è sembrato di un piattume non indifferente, dopo 2 ore non ce l'ho fatta più. Quello è il problema. Non si più che punta altro alla sostanza, ma bisogna, all'apparenza. bisogna anche tenere un filo di fedeltà, ecco. Se tu mi fai un gioco ispirato al Medioevo, non mi ci fai a mettere cose che nel Medioevo succedono. Non è che io ti metto un computer in un gioco che parla di, che ne so, un computer moderno del 2020 in un gioco della prima guerra mondiale. No, O almeno capito? se lo fai, lo Certo. spieghi, fai Sì, capire, trovi il Esatto, modo di abbiamo creato trama. questo portale temporale che ha portato la tecnologia di 50 anni in avanti al futuro, qua nel nostro presente e abbiamo una tecnologia del futuro. Ok, vabbè, ci sta. E c'ha Qua un là poi senso. non è più storico, è fantasy, però ok, esatto. ci sta. Cioè, per esempio, come esempio di DA che avete detto che tu hai fatto l'esempio prima, Kerus, ti chiami su Discord, non so come cazzo chiamarti, se no. Sì, 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 sì. Va bene anche Eh, Carmine, puoi chiamarmi anche per nome, non te ok. preoccupare. Tu hai fatto l'esempio del non mettere cose che nel Medioevo non ci sono, no? Però è un Mhm. fantasy, quindi non me ne frega un cazzo, capito? Cioè, per esempio, io opere che apprezzo tantissimo sono delle opere fantasy che fanno quello che vogliono, che non stanno alle regole del qualsiasi cosa, no? Cioè, il fatto che, ok, il gioco è nel Medioevo, tipo Dark Souls. Dark Souls è nel Medioevo, quindi quest'arma che invece è del Rinascimento non ci dovrebbe essere, no? Dark Souls fa quel cazzo che vuole, è nel Medioevo, sì, ma è un fantasy, che cazzo te ne No, ma frega, infatti, capito? infatti sono d'accordissimo. Il problema è quando tu per forza lo vuoi far passare come storico, cioè il senso è che tu dici no, no, quello così è. Tipo, ti faccio l'esempio, uno degli ultimi casi. A me, premessa che a me non dà fastidio, però giustamente ci sta, chi è che piace quel periodo storico gli può dare fastidio. C'è Avowed, il caso Avowed, no? Intanto chiedo, Vincenzo, posso startarne un'altra o devi chiudere No, finalmente? no, no, io stavo aspettando proprio il momento che è arrivato Gianmarco. Stacco un attimo la live e riavvio il computer in modo tale che posso partire con Setti. Quindi Ok, ok. tranquillamente, io esco dal party per sicurezza. Va bene, allora Quindi con ti chiamo Settone ci mentre... sentiamo tra 5 minuti. Faccio un riavvio così almeno vedo pure sta cosa del mouse. Ok, Vabbè, ok. beh, io in caso tu ritorni a giocare perché io rimango se... No, e penso che cambio e switchiamo proprio ad Omori perché comunque tra 10 minuti dovremmo iniziare pure. Ah, va bene, allora non mi disturbo. Ok, Ma a posto. vediamo Allora vi dopo quando saluto. finisco. No, no, non vi preoccupate. Allora vi saluto così vi tolgo il disturbo e fate le vostre cose. Va Vabbè, bene. Va allora buona, benissimo. buona A serata, tra ragazzi. poco. Buonasera a A tutti. tra Ciao. poco.